Io sto parlando di Giulio Salis, che viene accompagnato in questa occasione alla chitarra anche da Nicola Cucca. Giulio Salis. Buonasera. Lo dico bene, sempre in certo allenamento. Non c'è il tempo di spiegare come siamo sopravvissuti allo Ziget. Noi abbiamo di solito dei concerti dove i pezzi più difficili sono il primo e l'ultimo, questa volta sono due. Io so che sarà diverso da come è andata sempre, ogni giorno io mi dico andrà diverso da come è andata sempre, e questo è stato un cammino molto importante di uscita dalla mia cameretta, questo dire io so che è diverso da come è andata sempre. E il primo brano che andiamo ad eseguire parla di questo, si chiama Amami così. C'è un personaggio la cui testa svalvola, trova una psichiatra, ma questa psichiatra è troppo attraente per lui, forse anche provocante, insomma, forse ha delle responsabilità, forse sì, forse no, la situazione è dibattuta, stiamo scrivendo un libro su questo tema, ma oggi ci limitiamo alla canzone generativa del libro e dell'enciclopedia che uscirà l'anno prossimo. Il pezzo si chiama Amami così, e lui è il mio amico soviet. Letizia, se vuoi, ho 4 accordi in croce, ma è diverso, tu sai, la voce non è voce, è una prassi che esercita la parte più eccentrica del mio io, uno snodo antiallergico per la schizofrenia. Letizia, ascoltami, ho un problema col possedo che si scopre mentre parli, io non capisco ma sereno, accetto e di pure un riflesso nella tua professione, e che per questa libido instabile non abbia scuse né attenuazione. Letizia, amami così, tra le cianfrusaglie della mente, non indagare se quieto sta il serpente, la diagnosi che il cuore batte forte. Letizia, amami così, tra le cianfrusaglie della mente, non indagare se quieto sta il serpente, la diagnosi che il cuore batte forte. Letizia, amami così, tra le cianfrusaglie della mente, non indagare se quieto sta il serpente, la diagnosi che il cuore batte forte. Mi marco più e con
diagnosi è che il cuore batte forte. Letizia ami così, tra le cianfrusaglie della mente, non indagare, segreto fa il serpente. La diagnosi è che il cuore batte forte. Letizia ami così, tra le cianfrusaglie della mente, non indagare, segreto sta il serpente. La diagnosi è che il cuore batte forte. Grazie amici. Grazie. Adesso mi scontento, no, la sbaglio, è finita. Perché dai, grandi, grazie. Non prendo un fiato. Questa canzone non fa. Non racconto nulla, facciamo un minuto di silenzio per il bello universale. Grazie. No, io voglio raccontare un'esperienza che per me è stata importante, un'esperienza di viaggio. Io ho scoperto, molte persone lo sanno già, ma non tutti, che oltre alla propria camera, quello che si vede sulla finestra non è un dipinto, cioè non è un muro. Io ho scoperto che esistono altri esseri umani e questo mi ha dato gioia. Non c'è più solo Soviet che viene a trovarmi a casa per portarmi medicina, per tante altre cose, per portarmi l'unità, ma esiste anche un'altra isola piena di brave persone. Io quando l'ho vista ho detto questi devono essere dei nemici, in quanto non erano me e non erano Soviet. Invece non era così. E questo mi è piaciuto, va bene. Pensavo mi interessasse, non può interessare tutti, magari qualcuno di voi mi interessava. E devo anche spostarmi da qua, l'altro brano lo suono. Poi si ricomincia a parlare da qua. Il prossimo brano si chiama La ruota panoramica. Per chi è stato a Cagliari, la ruota panoramica c'era a Cagliari. Noi però cagliaritani la snobbavamo. Hanno messo qualcosa a casa nostra, di sicuro fa schifo. Questo era l'atteggiamento generale, non ci siamo mai saliti, la prendevamo in giro tornando ubriachi di nuovo. Di storie da bar, di questo tipo di clima parla questo brano. Va bene, c'erano altre storie. Al prossimo c'è.
Grazie amici. Dedichiamo questo brano a Cristina Lavera.